solo quando c'è il verso dell'asino. Eccolo qua l'asino. Che ora vive tu? Pronti? Vai. Allora, direttamente da Piazza Iolanda, Da Piazza Iolanda. i Gypsy Kings. Con Runaci. a Rumberi è una provola e non mi contate la testa perché è giusto. Chiami a visitare tu, ma che tu sta purito, andiamo a ammazzare, come un piccolo. Quando cantava Chi pensavo mia, Maria un grande minore, si caretto di lume cori, come io non da sentire più, che quando andava faccia, e ora la si si caretto di lume cori, come io non da sentire più. La luce va dopo, per esempio, il discorso del credito. E quando andava faccia, il pure sì, e io dico io, le lume cori. Vai con le mani, vai con le mani. La lume cori. Questo è un assaggio per aprire un pochettino l'atmosfera. Grazie, non mio un riso per io, grazie. Quando guardi chiave io ficcare tu non era mio, era lì ma per tu sa morito. Vai la ammazza, non era mio, era sempre lì, come un cieco e quando cantava faccia, era una volta. Vai, scusa, maestro, io dove vai? Dai, na, dai, na, dai, na, dai, na, dai, dai, na. Chi da lì? Non mi chiami vicino. Oh, dai che sembra così, che non c'è bisogno di musica. Non c'è bisogno di musica. Basta, non c'è bisogno di musica. E te? Scusami. Oggi sempre la facciamo gnata musica, ma la capi sempre. Dai, 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 dai. C'è voglianci, c'è correre, così se non a rosalire, che quante sono sicchioni. Poi c'è un ritornello, poi come fa? E allora mia, donne migliori, mi si dica con mia e mi rilassa. Ciao, ti chiami tu? Leonardo. Leonardo, dimmi tutto, ciao, piacere Alberto. No, sono un fan perché lo seguo sempre a Marsala. Un fan di Stranamuro siciliano. Sì, sì. Io questa sera ti voglio presentare Mr. I Love You. Grazie. Lui è Mr. I Love You. Leonardo. Lui è Leonardo. Mariano. Allora, Mariano ti voleva dire qualcosa, Sì. dato che stasera ci troviamo qui all'Acqua Splash, Ciao. in questa splendida serata, la serata Disco Splash. Che cos'è che tu vuoi dire a Leonardo? Dai. Volevo dirti che tutti i mercoledì qua all'Acqua Splash praticamente ci saranno le serate più belle della Sicilia.
Basta Catania che mangiano sempre, giusto? certo. La carne dei cavalli. Esatto. Si Tu mangia- carne di cavallo ne mangi? No, no. Mister Loviu mangia carne di cavallo? Perché devi sapere che le mucche sono sacre, ma i cavalli, tu lo sai che è il simbolo di strano amore è Pegaso. Questo è vero. Prima di iniziare la Che trasmissione. Pegaso lo diciamo in diretta. Mi illumine, non Te sapevo. lo spiego, gli hanno fatto pure un cartone animato. Però esiste veramente questo animale, non è vero? Certo, Ed è il nostro simbolo, il cavallo con le ali praticamente. bianco. E allora, Mister Loviu questa sera che consiglio vuole dare a Leonardo, che è un nostro fan, dai. Se volessi trovare una ragazza, come qualche consiglio per trovare una ragazza? Tu prima devi trovarti un amico e ci devi uscire. Un amico? Un amico? Un amico. Ma mi pare che Leonardo gli amici No, ce no, l'ha. io sono pieno. Leonardo ti ha parlato di ragazza e quindi automaticamente... Etero pure, etero, sono etero pure. Esatto, gli piace la donna No, praticamente. siccome ti parlavo di amicizia, lo so che sei etero. Io e Gay li riconosco da 1000 chilometri di distanza. Ah sì, complimenti. Sì, perché tu non ci riesci forse. Io pure. Allora, dai questo consiglio. Stiamo parlando, allora ti consiglio, numero 1, trovarti un amico del cuore, un amico per la pelle, come ti devo dire? Un amico che capito. ci ridi sempre, Sì. va bene? 2, lavorare tutta la settimana, se possibile pure la domenica, anche se Dio non vuole, che la domenica si sta stare per in casa tranquilla per il suo amore, Certo. giusto? A parte stare un amore siciliano che deve lavorare Certo. la domenica. Quindi la domenica puoi lavorare, il sabato devi uscire per trovare le ragazze. Il Sabato sera, notte, pomeriggio. Si parte dal pomeriggio, si Esatto. va in spiaggia, per esempio all'Escondito, a Marsala, c'è un grande chiosco bellissimo. Sì, siamo d'accordo, ma Leonardo vuole sapere il consiglio principale. Esatto. La tattica da utilizzare. La tattica da utilizzare per trovare l'anima gemella. Vuoi una frase particolarmente bella? Per esempio, se vedo una ragazza, come posso. Esatto, come la può conquistare? Dico bene, Come la posso Leonardo. conquistare? Forse, tu che sei Mister Loviu, lo Comunque, dovresti sapere, no? Mr. Love You, aspetta, Sì. chiariamo. Tu sei praticamente l'esperto. Mr. Love You per adesso è in pensione, perché lui praticamente è tutto yogico, suona la chitarra, è figlio dei fiori. Io per stasera sono Mr. Playboy. Perché Mister Playboy. E allora Mister Playboy, per Leonardo catturare una bella ragazza, come dovrebbe comportarsi? Che cos'è che dovrebbe fare principalmente? Per essere notato più che prima di altro. tutto trattarla da signora. Anche se è ragazza da signore. Perché prima avviene il matrimonio dell'innamoramento, perché tu sposi quella ragazza, giusto? Giusto. Dico bugie? No, no. Mr. Playboy già. Mister Love You, Mister Playboy sei tu, io. Io ho sempre. Quindi tu praticamente per il momento sei Mister Playboy Sì. e Mister Loviu deve andare a finire. Fa yoga. Fai yoga per il momento. Io, E d'altronde gli tocca pure, Certo, giusto? certo. io esco dal corpo di Mariano. Certo. Mariano e divento Mario per gli amici, Mr. Playboy. Mario, diminutivo. Allora ascolta, diminuiamo il tempo e dai questo consiglio a Leonardo perché Per Leonardo... rimorchiare anche questa. Esatto, Arriviamo certo. al sodo. Tu la prima volta che esci con una ragazza ti piacerebbe farci l'amore? Dipende, sì. Dipende, non è che così Dipende dal tipo di ragazzo. certo, perché dico, giustamente se sono tu- cose se delicate, tu- mi spiego, no? Qua si parla adesso di colpo di fulmine. Esatto. Voi sapete di Marsala, la provincia di Trapani, Palermo, Catania, tutte queste Vabbè, globale, parliamo globalmente. Parliamo di amore, che è la forza motrice del cuore di Dio, Esattamente. giusto? Arriva al punto perché Leonardo se ne deve andare, si deve andare a divertire. La migliore cosa, dopo che ti trovi un amico, uscire in quattro, tranquilli con due ragazze, poi quando è il momento che vi ascoltate che so Gigi D'Alessio, le Zeppelin, per esempio... Abbiamo messo dei piani un po' diversi, diciamo. Invece Gigi D'Alessio. No, le Zeppelin è meglio, diciamo. No, è meglio per te. Ci sono chi che le Zeppelin ci fanno troppo casino. Playboy arriva al punto perché se ne deve andare. lui. Perciò questo colpo di fulmine l'hai avuto, facciamo finta. Facciamo finta, sì. Facciamo finta. Facciamo finta che tu stasera trovi una bella femmina grazie a me, è giusto? Io ti aiuto ora in diretta a dirti che tu te la devi portare in spiaggia.
Ma se siamo all'acqua splash non è che se la può portare in spiaggia, scusa. Arriva alla piscina. Certo, dopo che tu la conosci stasera all'acqua splash, la porti di nuovo all'acqua splash. Quindi, allora ascolta, se la deve portare in riva in piscina, giusto? Quindi in Poi- piscina c'è la luce, l'atmosfera. Così Qua- ci vede meglio. qua per esempio qua siamo in un posto meraviglioso che faremo. Romantico, in un posto romantico. Faremo vedere nel dettaglio stasera. Però te la porti per esempio in spiaggia, ti compri una bella bottiglia di vino bianco. Ma lui non beve, tu bevi? No, no. Quindi noi dobbiamo parlare di Coca-Cola. Esatto? Coca-Cola. Certo. Ma Mr. Playboy beve. Lo so, ed è sbagliato. Perché? Perché non si deve bere, dico bene Leonardo. Sei giustissimo. Allora non uscire, senti a me. No, vabbè, che c'entra? Non è che tutti Esce però. non bevono. Esatto, io per esempio non bevo. Possono bere e bevande analcoliche. Certo. Mi ci faccio fidanzato io, va bene? Ok, abbiamo concluso allora. Va bene. Allora, buon divertimento Leonardo. Grazie. Ciao e grazie a te. Grazie Mr. Playboy. Va bene, per te anche a lui. Guardate lì, meglio di non condanni, che la giaraia ti credo ti conosci. Asu, La casa sentia rimangiata, asu, si mangiava asu, tutta suppuzzata. asu calora. Asu calora. E sogando. Un monsignore si va giocando. Asu calora. Asu calora. Quando tornate domani sera per esempio, restauriamo un pochettino là. E c'è un ramo muscaloro. La 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 la. Oh mamma, ti voglio bene. Oh mamma, se ne siate napoletane, va. Io me la mangia quando la ulti, quando cammino per il tutti. Ah, la vita tutti. Io veniamo bambini, quando cammina fa sì e no all'aria e sei decisa e stiene. Vai, vamos a la playa, vamos. Si mi hagamos un poco di pinne, è finito in una legge di tentadore. Su guardare un ballabore. Sarracino non si chiude, oh Sarracino, ti vivo io, e lo voglio, oh Sarracino, non è che questa carretera che ti rompe, tu, ancora, oh Sarracino, lo voglio. Sarracino, tutte le femmine mi fanno una buona. Sarracino. E mamma la bici, sul letto, mi paro, ma non trovo sul chiaro, che a spasso sei mi va, per la via di Santa Fe, per le strade di Andrivo, e innamorata mia non ci sai tu, amore, che metti il langato scuso me, dici che di spagnolo non ne avevo, Oh yeah!